Si chiama Breast Unit, cioè struttura per l'approccio interdisciplinare per la diagnosi e la cura dei tumori al seno. Rappresenta una delle novità del piano sociosanitario e da lunedì 6 ottobre opererà nell'ambito della rete oncologica regionale. È la nuova unità di senologia dell'ospedale di Vittorio Veneto. Bisogna frenare la fuga in Friuli, così oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia. La si frena con le professionalità, con le tecnologie e con i risultati che sono evidenti di una rete oncologica, quella del Veneto, che funziona. Non era così molti anni fa, però è bene ricordare ai veneti che esempi come questo di oggi della Breast Unit danno la dimostrazione che la donna viene presa in carico dal primo istante fino alla cura definitiva. 200 i casi di tumore al seno all'anno nella ULSS 7. Con la nuova senologia di Vittorio Veneto è realizzata con un investimento di 300.000 euro che prevede la totale presa in carico della paziente, dallo screening alla diagnosi clinica, ai trattamenti conseguenti fino all'eventuale intervento di chirurgia ricostruttiva e lipofilling. Ne stiamo seguendo ormai 2300 persone che hanno avuto il problema e abbiamo un'operatività di intorno ai 400 casi all'anno. Soprattutto donne della terza e quarta decade cominciano ad avere questo tumore che era considerato 15-20 anni fa in quella fascia di età estremamente raro.